Ci troviamo qui a Palma di Montechiaro durante i lavori di ampliamento del cimitero, come già vi abbiamo raccontato in altri precedenti servizi. L'azienda che sta facendo i lavori ha trovato un bunker del periodo della guerra, sicuramente un reperto importante e storico, Sindaco. Sì, durante i lavori che, come hai detto bene tu, abbiamo dato il via il 2 di settembre, durante questi lavori, durante gli scavi preparatori per l'ampliamento a sud del cimitero, l'azienda e quindi l'ufficio tecnico e anche l'amministrazione abbiamo ritrovato questa postazione militare. Una postazione militare che, come vedete, è conservata anche nella sua parte posteriore, dove c'era l'ingresso dei nostri militari che difendevano l'Italia. È un monumento ormai tale, è un monumento che ci ricorda quel periodo storico. È conservato abbastanza bene, adesso sarà sicuramente restaurato e con questa occasione possiamo annunciare alla città che l'amministrazione sta cercando di recuperare i migliori bunker e le migliori postazioni per rendere anche questo un percorso da visitare, perché qui molti nostri concittadini, molti nostri connazionali hanno combattuto per l'Italia e in un modo o nell'altro hanno sacrificato la loro vita e la loro giovinezza per quella che è la nostra bandiera. Siamo proprio al confine dell'ampliamento del cimitero, quindi adesso stiamo vedendo quale soluzione di progetto e quindi poi di realizzazione si possa trovare, affinché probabilmente si possa dedicare questo bunker che vedete alle mie spalle il ricordo di tutti i militari, di tutti gli uomini che hanno dato la loro vita in tutte le guerre, quindi una sorta di monumento, il ricordo dei nostri militari periti in guerra. Siamo con l'assessore Salvatore Castronovo, vi aspettavate un ritrovamento del genere? Veramente no, è stata una sorpresa, poi abbiamo visto che questo era già segnato, dopo il ritrovamento veramente abbiamo visto che era un bunker già segnato nelle carte e nelle varie carte di guerra, addirittura gli americani avevano già segnato questo posto come un posto in cui i tedeschi e gli italiani hanno risposto al fuoco con lo sbarco degli americani. Noi cercheremo ora, oggi dopo questo ritrovamento, di valorizzarlo, di metterlo alla luce e di farlo anche visitare a chi vuole visitarlo e cercheremo anche di mettere una targa in ricordo dei morti della seconda guerra mondiale.